Il Gran Premio del Canada, prova del mondiale di Formula 1 dal 1978, si corre sul tracciato di Montréal, ricavato sull'isola di Notre Dame situata lungo il fiume San Lorenzo. La gara di Montecarlo ha riconfermato come numero uno il tedesco Sebastian Vettel, campione del mondo in carica e lanciatissimo verso il bisiridato. La partenza del Gran Premio canadese è fissato per domenica 12 giugno alle ore 13 di Montréal, corrispondenti alle ore 19 in Italia. La gara sarà trasmessa in diretta su Rai 1. Nella MotoGP l'australiano Casey Stoner ha concesso il bis sul circuito della Catalunya a Barcellona dopo aver vinto il Gran Premio di Francia 3 settimane fa. Il canguro ha preceduto il campione del mondo in carica Jorge Lorenzo su Yamaha. Si è svolta in provincia di Palermo da giovedì 2 a sabato 4 giugno la 95esima Targa Florio, la corsa automobilistica più antica del mondo indetta dall'Automobile Club di Palermo, quarto appuntamento del campionato italiano Rally. Paolo Andreucci e Anna Andreussi su Peugeot 207 S2000 ufficiale della Racing Lions hanno vinto la 95esima Targa Florio. Il pilota toscano con i suoi 6 successi ha conquistato il record di vittorie, 5 volte vinte con la navigatrice friulana Anna Andreussi. La prova junior del campionato italiano Rally ha visto invece il dominio del giovane messinese Andrea Nucita con la New Clio R3 Racing. Nella competizione palermitana Nucita è stato navigato dalla piemontese Sara Cotone. L'equipaggio palermitano Marco Savioli e Alessandro Failla su Porsche 911 ha dominato per il secondo anno consecutivo l'Historic Rally, disputatosi in concomitanza con la 95esima Targa Florio. Nei 3 giorni della gara, partita da Palermo, si è decisa sulle leggendarie strade delle Madonie. Il portacolore della scuderia Aspas è stato sempre al comando senza nulla concedere agli avversari. Fra questi da segnalare il valtellinese Dazanche, leader del campionato italiano auto storiche, di cui l'Historic Rally era il terzo appuntamento. Le 2 Citroën DS3 R3 ufficiali, affidate agli equipaggi Simone Campedelli, Danilo Fappani e Andrea Crugnola, Roberto Mometti, hanno realizzato buone prestazioni nella gara palermitana, quarto appuntamento degli 8 che compongono il campionato italiano Rally. Al Belvedere di Termini Imerese, Simone Campedelli ha concluso nella piazza d'onore, riuscendo a salire al terzo posto in campionato, mentre Andrea Crugnola è giunto terzo. Il prossimo appuntamento del campionato Rally, la quinta tappa delle 8 in calendario, sarà dal 16 al 18 giugno con il 45esimo Rally del Salento in provincia di Lecce. Il team Ebimotor Centro Porsche Varese ha replicato a Misano Adriatico nel terzo appuntamento delle serie i risultati in fotocopia ottenuti in Franciacorta. Alessandro Balzan ha vinto l'emozionante Night Race corsa sabato sera e ha portato a 10 successi nella Carrera Cup Italia. Il rodigino incrementa il margine di vantaggio sugli inseguitori portando a 37 le lunghezze su Marco Mappelli, il compagno di squadra che non si è lasciato comunque sfuggire l'affermazione in gara 2. Il prossimo appuntamento è in programma il 24 e 25 giugno al Nürburgring, dove si disputerà la prima edizione della Carrera World Cup che si correrà appunto sul vecchio circuito del Nordschleife di circa 25 km. Saranno in gara circa 200-911 GC3 Cup provenienti da tutto il mondo. Nell'ambito del 27esimo Rally della Lanterna di Genova sarà inaugurato il Citroën DS3 Racing Trophy Italia. La gara ligure è la prima di 6 sfide che prevede appunto il Rally della Lanterna l'11 e il 12 giugno, il Rally del Casentino il 1 e il 2 luglio, la Coppa Città di Lucca il 23 e il 24 luglio, il Rally delle Valli Cuneesi il 2 e il 3 settembre, il Rally di Sanremo il 23 e il 24 settembre e il trofeo dell'Automobile Club Como il 22 e il 23 ottobre. Il centro studi Promotor, in collaborazione con l'Università di Bologna, Facoltà di Scienze Statistiche, organizza un convegno a Milano il 14 giugno 2011 presso la sede del Sole 24 Ore per fare il punto sulla situazione e le prospettive del mercato dell'auto a metà dell'anno 2011.